Care Aquile, ricordo spesso che Aquile Libere è una trasmissione televisiva che si occupa solamente di Friuli. Noi ci occupiamo di Friuli come identità, per la sua gente, la cultura friulana e anche molto spesso la politica. Ricordo anche molto spesso che Aquile Libere è una trasmissione che è gestita e curata dal movimento Aquile dal Friul, che è l'unico movimento attualmente esistente politico friulanista. Ne faccio parte io, ne fa parte anche Andrea Pasi, che è qui alla mia destra in qualità di referente per il Friuli occidentale di Aquile dal Friul. Ed Andrea, volevo porgere una domanda semplicissima. È davvero Aquile dal Friul l'unico movimento politico friulano oggi esistente in questa nostra regione? Beh, intanto ciao Michele, ciao a tutti. Allora, Aquile dal Friul è l'unico movimento friulanista, a mio modo di vedere, che effettivamente cerca di dare importanza al Friuli. Perché dico questo? Faccio solo un paio di esempi. A fine ottobre si è svolta a Livignano la festa del Friuli, dove il banchetto di Aquile era presente, è stato presente per tutta la giornata. Seconda cosa, il 7 di aprile si è svolta a Gorizia un altrettanto evento importante, che era un'ulteriore festa del Friuli, dove Aquile dal Friuli era l'unico banchetto politico, movimento politico presente alla manifestazione. Quindi a me viene naturale pensare di considerare Aquile dal Friul effettivamente l'unico movimento che ha a cuore le sorti della nostra regione, ecco. Per questo. Esattamente, poi ricordiamo anche che le battaglie che Aquile dal Friul nella sua esistenza ha portato avanti, l'ultima, ma non ultima, è anche la resistenza ardua che abbiamo contrapposto alla volontà di Trieste di accorpare quello che è l'ex territorio della provincia di Gorizia a se stessa. Naturalmente abbiamo raccolto delle firme che proporremo anche direttamente nelle mani del presidente Fedriga, per dimostrare che Aquile dal Friul, ma tutti i friulani, perché tanti veramente hanno apposto le loro firme, sono contrari a questo tipo di sorta di inglobamento del territorio, delle funzioni territoriali di quel territorio di Gorizia appunto a Trieste. Ricordiamo anche che siamo in contrapposizione con coloro i quali si ritengono autonomisti, non proprio friulanisti, che è il movimento che porta 2 consiglieri in regione attualmente, che è il Patto per le Autonomie. Diciamo che gli argomenti probabilmente che usa il Patto sia in consiglio ma anche sulla carta stampata o altrove, diciamo che probabilmente non hanno quell'attaccamento poi a quello che è il territorio, perché non vediamo mai amministratori del patto portare con sé bandiere, non li vediamo mai in manifestazioni dove noi c'eravamo, non li vediamo mai spendere una parola per la difesa dell'economia, la difesa del territorio, la difesa della sanità in Friuli, la difesa di tutte quelle attività produttive che il Friuli deve mantenere. Non difende la montagna, e questo diciamo così può ingannare, diciamo, il residente piuttosto che l'elettore sul fatto che questo movimento o gruppo politico sia friulanista, ben lungi dall'esserlo. Siamo noi, come unico movimento friulanista, abbiamo anche bisogno di collaboratori, lo chiediamo spesso e sempre, perché tanti friulani non hanno voce in questa epoca, e mi riferisco anche agli amministratori, i sindaci ad esempio, che sono friulanisti, sono friulani, ma molto spesso, diciamo, ricevono non so come dire, degli ordini o comunque delle indicazioni dai loro capi territoriali piuttosto che altro, dei loro movimenti italiani, a non sbilanciarsi, a parteggiare per quella che è l'identità friulana. Che altro dire? È importante appunto che le persone poi ci sostengano in qualche modo, perché se vogliono vedere sventolare l'Aquila nelle piazze, nelle vie e negli edifici pubblici, siamo noi che lo possiamo permettere anche con il nostro contributo. Certo, sono d'accordo con te. Dici bene quando effettivamente il movimento che noi rappresentiamo ha bisogno di sostenitori. Se vogliamo veramente dare un segno forte
alla nostra politica di sostegno del Friuli in generale, ecco. Esatto, perché piano piano se il porto di Monfalcone passa a Trieste, diciamo anche che la fiera Enoturismo si svolgerà a Trieste come prossima edizione, Trieste che è rinomatissima per i suoi vini, vero? Certo. Ecco, forse il posto meno indicato per organizzare questa manifestazione era Trieste. Ecco, non permettiamo che Trieste piano piano fagociti pezzi di Friuli che sono, a parte storicamente appartenenti alla territorialità friulana, ma parliamo anche di servizi, parliamo anche di sanità, parliamo anche di attività che rischiano di essere perse definitivamente a vantaggio, appannaggio di Trieste, che sicuramente insomma non ne ha bisogno, visto che fino ad oggi insomma molte cose se le già aggiudicate. Certo, Trieste purtroppo sta dimostrando di essere, come si può dire, fagocitatrice di tutte le risorse che la regione ha, insomma. Esattamente, ha trovato un ossatura in noi. Sì, assolutamente. Lo troverà da adesso in poi. Io Andrea ti ringrazio, allora andiamo avanti così, lavoriamo per il Friuli, unisciti a noi per difendere il Friuli e seguici alla prossima puntata. Mandi a tutti, benvenuti qui con Aquile Liberis e sei venuti a sentire una chiacchierata insieme con me, per chi sta babade, chiamiamole così, è un cineoperatore che fa dai corti, vengono chiamati così, che ripresi scurti. Sale David Caligaris, mandi David. Buonasera a tutti i telespettatori e a te Paolo. Tanti ringrazi di avermi invitato, insomma. Beh, ma tu sai che è un piacere tamparon compagno, ecco. No? E dunque, allora, contami, che non è il tuo lavoro, che lì, no? No, che qui è un mio hobby, che sta all'antidevanto ormai di 12 anni, ecco. Non mi sono mai fermato, ogni anno ho prodotto sempre, ho fatto una produzione. L'ultimo lavoro che hai fatto è Iacon dei Seis, è questo mediometraggio, dura circa 40 minuti e al conto è un po' le vicende di questo personaggio che in realtà non è di fantasie ma che è reale. Che dopo sono vicende che non si li contavano dei piccoli, con che non era la televisione in Tiamò. E non tenevi su contando queste storiotti di Iacon dei Seis che facevano in rete. Allora era il passatempo forse la sera, no? Sì. Attorno al focolare, no? Esatto, un viare d'estate, fu sentare sul codolar che si stava lì a contare. Io non ho voluto... Allora, Sinchi, io sai che tu hai vinto tanti premi, no? Che amore, tu sei un po' che come si può dire, quel che spalanchi i bracci per ciò, perché là tu hai scolpito veramente. No, all'estate proprio te muri, anche all'estate un dei primi cinema a fammi di miei corto, ecco. Lì infatti quando arrivi lì è come tornare a casa, ecco, la casa, perché lì sono nati i primi documentari, perché io ho attaccato all'inizio a fare documentari su persone dal luogo di cui i suoi astacchi, le vildivari, insomma, dal territorio, e i documentari dalle persone che facevano dai propri lavori a casa, tipo l'intagliatore, sì. O se no come Puer Beppi Moro che faceva con tutte le robe naturali che c'aveva dai camps, questi soparis, non si può disegnare ma neanche no oparis, avevano la loro poetica. Ecco, oppure anche qui che plantava rosi antichi, no? Sì. Ecco, è sempre un'arte alla fine. Allora Esatto. a me mi piaceva documentare queste persone, si portarli
alla mostra di Duccio, perché qui in Friuli secondo me l'arte è tanto sviluppata all'interno delle licenze, non è che non Duccio vuole fare io insomma se fasi. Allora io ieri partito con che idea di portare le opere che facevi in Chisteint, ecco. E lì tu hai avuto una soddisfazione? Lì è stata una soddisfazione perché il 60esimo dall'ente Friuli nel mondo ha approvato questo progetto, insomma mi ha fatto di patrocinio e vi ho fatto un DVD che dura un'ora e mezza, ecco, su 7 personaggi che girano attorno al territorio di Livare, ecco. Dunque si può dire che tu sei spiconosciuto attorno al mondo, la che sono i Furlans, che no, che in Friuli. Che l'hanno fatta, oggi di solito a casa proprio non si è mai conosciuto. E dopo se lavoro stato fatto? Allora, come io mi sono lanciato tanto all'ambiente Furlan, no? E quindi i miei cortometraggi sono tutti basati sul Furlan, ecco, sono tutti inediti che scrivo io e dopo io porto praticamente in scena, io metto in scena. In concerti Jacopo Bonotti, un cristiano di pochi parole, c'è sparagnani su, comprendo i sottoscritti. Sì, Jacopo Bonotti, tanto che Jacopo dai Zeis. Buongiorno. Allora, come vai? Ah, vuoi? Lavora bene. Che c'è che è un po' culto di quello. Tu, Jacopo, da sempre una da sos. No, sempre va. Perché? È proprio tu da sos? Addio di sì. Ultimi lavori? L'ultimo lavoro si è fatto con una scuola di Bertiul, è fatto me pari alle un supereroe. Ecco, e lì a giocare la vita, sì, come caglioti il frutto, il pari praticamente. Sì. E che è un'idea biele che ha avuto anche una menzione a proprietà Muris, ma ci riportarlo anche in altri festival dove che la lingua furlana poi è accettata. Infatti, come voi di lanciare, Iacondese di portarlo in Sardegna, che fa il Babel Film Festival, e spero che mi accettino insomma il cortometraggio, il mediometraggio che è fatto, ecco. Sai che bisogna dire che sotto i metodi di didascalia senza partagliare solo i battuti, se dunque possiamo perduccio, sì. No? Sì, che come altri progetti che come tu hai di fare? Allora, sta senza già pensante. Come sto facendo dei piccoli corto sul ballon, praticamente, sugli arbitri, sui rigori, ecco, sto facendo dagli scenetti che durano 3-4 minuti che spero che diventino una rubrica, ecco, perché è stata un po' fatta. Ecco, allora io si dia appuntamento per i nostri ascoltatori e telespettatori a San Martino al Teliment, il 27 sabato 27 dalla biblioteca di sera a 9 di sera e dopo ence a Iutis il 3 di maio. Vinas 3, no? Sì. E così potete venire io di Iacondese si faceva senza doridadis con l'introduzione dal Teatro dei Frus che faranno un'introduzione tutta particolare sempre ciapante di un conte di Iacondese per poter dopo partire col filmato. E io come David ti saluti. Grazie. Sì, io non sto preoccupato, ne vorrei in corto. Piuttosto che io di me, io di un po' di filmato. No, ma per sentire, se periodi, sì, no? Sì. Se io dico in corto e a tutti gli altri riporti una frase che portavi anche in lavoro quando eri per radio e dicevi sempre Furlans, fevelait Furlan, se no dopo non si può neanche scriverlo, no? Mandi a tutti.